Montevago si prepara anche ad altri momenti di promozione del territorio? Sì, noi il 22 e il 23, sabato e domenica prossima, avremo come prosieguo di quello che è avvenuto lunedì 10 dicembre, avremo una promozione dei prodotti tipici del nostro territorio e dell'artigianato locale. Invito tutti a poter venire, è un'azione che è stata possibile grazie a una misura, un bando dell'assessorato alle attività produttive. Questo dà una opportunità per il territorio, è stata una vetrina molto bella a livello nazionale, Rete 4, ma sicuramente sarà una vetrina anche a livello locale per tutti coloro che vorranno venire. Questo deve essere l'impegno, lavorare perché le cose belle vengano fuori, e ribadisco in tutti i sensi e per qualunque settore, laddove ci sono nei, questi nei vanno combattuti e vanno rimossi. Come verrà strutturata questa iniziativa? Si partirà dal sabato pomeriggio, sarà al Baglio Ingoglia, nella vecchia Montevago, che stiamo cercando in tutti i modi di fare vivere a tutti coloro che vengono a Montevago, non solo ai montevaghesi. Quindi nel Baglio ci sarà una mostra di prodotti tipici, degustazioni, musica, e la possibilità di poter abbinare vino, musica e cibo, e l'indomani, la domenica, la mattina ci saranno dei canti per i bambini, ci sarà la possibilità di poter acquistare questi prodotti, perché ovviamente è anche un evento fieristico, quindi la possibilità di poter acquistare i prodotti tipici della Valle del Belice, non soltanto di Montevago. Si concluderà con il pranzo, anche lì sarà offerta una degustazione.